giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di formazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Se le paratoie del Mose hanno tenuto indenni Chioggia e Venezia dall'acqua alta, nessuno strumento è stato in grado di proteggere lo scorso fine settimana il litorale veneto dall'abbattersi delle violente mareggiate. Dal Veneto orientale al Lido, da Pellestrina e Caroman fino a Sottomarina, Isola Verde e Rosolina Mare, l'intero arenile è stato sferzato dai colpi della Bora prima, dello Scirocco poi. Lunedì è il giorno in cui si contano i danni e si calcola infatti che la marea abbia portato via circa 50 metri cubi di sabbia per ogni metro nella zona del Bacucco. Secondo il Provveditorato alle Opere Pubbliche, ovvero l'ex magistrato alle acque, l'azione del Mose non ha influito sull'erosione, peraltro in atto molte volte negli ultimi anni, anche in assenza delle salvifiche paratoie gialle. Se a Sottomarina gli stabilimenti più danneggiati risultano essere il Naviglio e i bagni Micchi, dove le onde hanno causato il formarsi di notevoli scaloni di sabbia a fronteggiare il mare, la situazione più drammatica ha avuto luogo, come spesso accade, a Isola Verde, dove i flutti hanno penetrato l'arenile, oltrepassando le barriere stagionali che gli operatori sistemano a stagione turistica conclusa, proprio per resistere al vento. I lavori di ripascimento della battigia erano già in corso e riprenderanno non appena il meteo lo consentirà. In particolare proseguiranno le opere alla cella 7 verso il villaggio Isamar, mentre nella spiaggia attorno allo stabilimento balneare Area 71 sono ancora collocati i tubi del sabbiodotto. Una videoconferenza nei giorni scorsi, assieme agli enti interessati, ha ribadito che per il ripascimento di Isola Verde è stato stanziato 1 milione, mentre un altro andrà alla sistemazione delle spiagge di Sottomarina, a nord del Brenta. Infine è in itinere il bando per assegnare i lavori di sopraelevazione dei pennelli, sempre a Isola Verde, opere che andrebbero a iniziare tra non molto, non appena verrà formalizzata l'aggiudicazione all'impresa vincitrice. Per ulteriori pennelli invece si attende l'emanazione di una nuova gara d'appalto. Ciao Davide, senti, sono passato di qua, ho visto questa birra alla zucca, ma mi spieghi un po' meglio da dove salta fuori? Certo Andrea, allora abbiamo una birra alla zucca di Baladin, una birra che comunque ha una storicità che circa 500 anni, perché fu inventata dagli anglosassoni durante la colonizzazione negli Stati Uniti. Lui l'ha ripresa per aiutare la Proloco di un paesino di Piemonte durante la fiera della zucca, e durante questa fiera piacque così tanto che lui decise di metterla in produzione. È una birra che si sposa sicuramente con tutti i piatti a base di zucca e con i dolci, una birra veramente molto interessante. Non solo le spiagge di Sottomarina e Isola Verde sono state colpite duramente dalle mareggiate e dal vento lungo lo scorso fine settimana, anche i fiumi Brenta e Bacchiglione si sono ingrossati per effetto del vento, tanto da sollecitare la Regione Veneto a dichiarare l'allerta rossa fino alla prossima mezzanotte. Da ieri sera alle ore 21 le foci e l'ultimo tratto dei loro corsi sono presidiati dai volontari della Protezione Civile di Chioggia. La criticità idraulica al massimo grado riguarda prevalentemente la rete principale, mentre è per fortuna gialla l'allarme per la criticità idrogeologica della rete secondaria.
Non così gli altri bacini regionali, che vedono il massimo impegno per il Piave pedemontano. Migliori le condizioni del bacino del Po, Fissero, Tartaro, Canal Bianco e Basso Adige. Tutto dipenderà dal possibile intensificarsi di rovesci e temporali intensi nelle prossime ore. Una situazione particolare riguarda Punta Gorzone, l'estremo lembo del territorio comunale clodiense, che a ogni mareggiata, vento forte e maltempo subisce il ciclico allagamento fluviale. Ieri pomeriggio la zona tra Gorzone e Brenta, dove sono ubicate circa 60 abitazioni, è stata servita dai volontari della Protezione Civile di Chioggia che hanno cercato di far fronte all'alluvione in corso. A Punta Gorzone si può accedere da un'unica arteria arginale di ridotte dimensioni, essendo in un territorio soggetto a fenomeni di subsidenza e soprattutto esondazioni, ha la necessità di interventi strutturali, a quanto risulta non ancora presenti nei programmi regionali. Più volte negli ultimi anni è stata al centro di episodi simili. Nel febbraio 2014, complice l'acqua alta eccezionale e le condizioni atmosferiche avverse, il livello dell'allagamento aveva raggiunto 50 cm, con ingenti danni patrimoniali per gli abitanti, sgomberati da un'ordinanza comunale. A fine ottobre 2018 ancora una piana del Brenta, a mezzanotte, aveva fatto preventivamente evacuare 15 residenze, con il sopralluogo dello stesso sindaco Alessandro Ferro. Pure in quella circostanza a mancare erano state le opere di difesa promesse e iniziate molti anni fa. L'acqua erode soprattutto le anse, facendo cedere una parte del terreno. Anche lo sfalcio dell'erba e il conseguente sradicamento della vegetazione residua contribuisce allo stato di cose presente. Della questione si era occupato il consigliere comunale Beniamino Boscolo, interpellato dagli abitanti di Punta Gorzone, che aveva sollecitato il contatto fra il comune e la regione, impegnando l'amministrazione a valutare i bandi di finanziamento in proposito. È finalmente giunto a compimento il restauro della chiesa di Santa Croce ai piedi del ponte di Vigo, dove sono collocati alcuni uffici della Capitaneria di Porto di Chioggia. Il risanamento conservativo, commissionato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e realizzato in base al progetto dell'ingegner Andrea Marascalchi, è stato curato dallo studio dell'architetto Matteo Cupoletti, il quale ha intrattenuto i rapporti con la Soprintendenza ai Beni Artistici e al Paesaggio, con il direttore dei lavori, architetto Giorgio Barbato, e con il responsabile della procedura, ingegner Valerio Volpe. La somma stanziata ammonta a 750.000 euro, utili a consentire il recupero strutturale del manufatto storico, nonché il restauro dei prospetti e dell'artistica facciata principale. A livello operativo sono state coinvolte l'impresa I Platani e la Sinopis Restauri, con sede a Valli di Chioggia. L'intervento di messa in sicurezza del fabbricato dal punto di vista statico ha interessato il solaio intermedio e alcune opere di miglioramento sismico. Quanto ai materiali, il progetto di conservazione ha interessato il ripristino della storica finitura a marmorino, unitamente alla pulizia e restauro di tutte le parti lapidee, restituendo l'importante valore storico e artistico della facciata prospiciente Piazzetta Marinai d'Italia, precedentemente compromessa dai recenti e incongruenti rivestimenti costituiti da intonaci di tipo cementizio. L'auspicio dell'architetto Cupoletti è che venga presto finanziato il secondo stralcio del restauro, di modo da restituire integralmente l'opera alla normale fruizione da parte degli uffici della Guardia Costiera. La chiesa di Santa Croce fu costruita nel 300 e ricostruita nel 1481 per ospitare la confraternita dei Bianchi, padri domenicani così denominati per il colore del saio e del cappuccio che indossavano nelle feste e nelle processioni. Un rovinoso incendio divampato nell'oratorio nel 1606
costrinse a effettuare la ristrutturazione che portò all'aspetto attuale dell'oratorio. Nel 1805, durante il periodo napoleonico, la chiesa fu requisita e trasformata in caserma, i suoi interni manomessi e trasformati. Successivamente, nel 1808, vi è notizia di un altro rovinoso incendio e del conseguente nuovo restauro in stile barocco, con grande utilizzo del marmo d'Istria. Dopo che nell'ex ospedale di Santa Croce si era insediata la Guardia Costiera, nel 1871 il convento fu convertito in sede della Capitaneria di Porto di Chioggia. Sia nella chiesa come nell'attiguo oratorio venivano conservate molte opere di eccellenti pittori veneti, delle quali è andata perduta ogni traccia, così come dei 5 altari. È una Venezia sempre più spopolata e anziana, quella che emerge dai dati diffusi dall'anagrafe comunale e ripresi dal consueto bollettino di Venezia.com, che ogni mese fa il punto sulla residenzialità della città d'acqua. In un anno 897 veneziani hanno lasciato l'isola, confermando l'accelerazione di un'inesorabile emorragia che non sembra destinata a fermarsi. Ma la tendenza riguarda tutto il comune, dall'area insulare, che vede Murano, Lido, Pellestrina, Burano e il litorale, perdere oltre 350 residenti, alla terraferma. Mestre nel solo ultimo bimestre ne perde 174, Marghera 122, mentre Favaro e Chirignago seguono a ruota. Uno spopolamento inarrestabile che ha visto ben 108.000 abitanti abbandonare il comune di Venezia in meno di 50 anni. Se infatti nel 1971 il capoluogo lagunare contava 363.000 residenti, ora in città ne sono rimasti solo 256.000. Una vera e propria fuga da Venezia, dove peraltro un abitante su due ha tra 41 e 79 anni, che ha reso dallo scorso gennaio Verona il comune più popoloso del Veneto e che sembra essere accettata con ineluttabile fatalità. Ora il poco invidiabile traguardo dei 51.000 residenti a Venezia appare tristemente vicino, con le opposizioni che puntano il dito verso la mancanza di una politica della residenza da parte dell'amministrazione in carica. È ciò che accade quando un comune viene trattato per decenni come una vacca da mungere, sostiene Francesco Duse del gruppo Terra e Acqua, anziché come una città in cui il valore della residenza deve essere tutelato.